Una squadra di 20 persone tra biologi, tecnici e dirigenti medici che lavorano dall'alba fin quasi a mezzanotte, un primario che la guida e 3 diversi laboratori da gestire, Bassano, Sant'Orso e Asiago. Parliamo del servizio di medicina di laboratorio dell'ULSS 7, quella che si occupa di analizzare i tamponi che rilevano o meno la positività al coronavirus. Scattata l'emergenza, la risposta è stata immediata. Questo è uno dei soli 5 laboratori accreditati del Veneto. Nel giro di una settimana abbiamo trasformato il nostro settore di microbiologia in un settore praticamente prevalentemente dedicato a quella che è la diagnostica molecolare per la ricerca di questo virus. La mole di lavoro si è improvvisamente moltiplicata, qui siamo davvero in prima linea nella lotta al virus, arrivano le provette, i tamponi a centinaia, bisogna dare una risposta nel più breve tempo possibile, perché prima arrivano le risposte, prima partono le cure e l'isolamento. Allora, come una vera squadra, sono arrivati anche i rinforzi da altri ospedali, un tecnico da anatomia patologica, 2 dirigenti biologi dal distretto 2. Abbiamo avuto la necessità di formare il personale perché è una diagnostica molto delicata e molto raffinata e questo ha consentito nel giro di qualche giorno anche la possibilità di cercare delle nuove risorse che praticamente abbiamo trovato in altri reparti. Attualmente la nostra squadra è composta da circa di una ventina di persone fra dirigenti e tecnici di laboratorio biomedico. Fino a pochi giorni fa i tamponi andavano a Padova per l'analisi, ora non serve più. Bassano è quasi autosufficiente, risponde al territorio in autonomia. Dei tamponi utilizzati il 25% sono dei pazienti, il 25% del personale sanitario, il restante 50% dei cittadini. In questo momento riusciamo a essere autosufficienti per quanto riguarda la richiesta che ci arriva ovviamente dai nostri reparti ospedalieri. In più abbiamo gli operatori che lavorano nell'ospedale, che rappresentano una priorità, perché altrimenti noi dobbiamo avere gente tutelata in servizio e che quindi viene sondata, viene testata con regolarità. Di quali numeri parliamo, vi chiederete? Ovviamente di centinaia di analisi al giorno. I tamponi che noi riusciamo a produrre in questo momento sono circa 600. Ma l'ULSS 7 non si accontentano, l'obiettivo è diventare completamente sufficienti. Ancora qualche rinforzo e così da Asiago si sono già offerti 3 tecnici per arrivare davvero a lavorare a ciclo continuo e allora il traguardo dei 700 tamponi al giorno si avvicina. Non più come all'inizio inviare i nostri test al laboratorio regionale individuato che era Padova. L'altro tema di grande attualità è quello delle case di riposo, anche qui non si è perso tempo. Da giorni sono partiti test rapidi all'interno degli istituti su pazienti e operatori per capire se c'è stato contatto con il virus. Li stiamo applicando sia sugli ospiti ma anche su tutti gli operatori della casa di riposo e a tutt'oggi ne abbiamo praticamente già esplorate oltre una decina.